pedalando tutto in qualche modo per riuscire ad arrivare più in là. Manca poco al traguardo, manca un ultimo sforzo, poi domani chissà, chissà. E intanto gira e va, intanto gira, 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 e chi ci fermerà? Buongiorno, siamo a Ortona, provincia di Chieti, per la presentazione del team Farnese Vini Neri Sottoli Cecchi Logistica Integrata, squadra che quest'anno ha molte ambizioni, categoria professional, con il tricolore Giovanni Visconti che è il capitano designato. Però 20 atleti fanno parte della formazione diretta da Luca Scinto, Luca Moriello e Stefano Giuliani, con Angelo Citracca general manager, e naturalmente sponsor storico rimane Giuliano Baronti con il marchio nerisottoli.it, che ha trovato quest'anno un valido partner nella Farnese Vini, azienda produttrice di vino della zona di Chieti, con filiali anche a Roseto degli Abruzzi, e andiamo a vedere appunto e a conoscere un po' i protagonisti di questa squadra molto rinnovata, molto rinforzata, e che promette di regalare delle belle soddisfazioni quest'anno ai propri sponsor e al proprio staff. Giovanni Visconti è stato un po' l'atleta più intervistato e fotografato, non ce ne vogliono i suoi compagni di squadra, di questa presentazione del team Farnese Vini, Neri Sottoli Cecchi e così via. Allora, lo sai che quest'anno ci sono molte aspettative, anche tu penso che abbia molte aspettative verso te stesso, però ecco, c'è già chi ha individuato gli obiettivi, dice maglia tricolore, tris, come se fosse facile, e poi Giro Italia, visto che siete già sicuri di partecipare al Giro Italia, programma di massima, indossare qualche giorno la maglia rosa. Ti accontenteresti di questo? Ma secondo me non bisogna mai accontentarsi. Ho vinto 2 maglie tricolori, ne vado fiero, ne sono orgoglioso. Sicuramente l'ho sempre presi, lo sapete, come punti di partenza. Devo ancora dimostrare quello che valgo, che penso di valere, e quello che soprattutto la gente pensa di me. Io devo molto ai miei compagni, penso non sia giusto sempre ricevere le interviste, essere premiato. Ma se non vincevi non ti serviva. Giusto tutto, la squadra certamente. Sì, sicuramente, però è la squadra che va lodata, perché se sono qui a parlare con voi adesso è grazie a loro, da soli non si arriva da nessuna parte, quindi spero insieme a loro quest'anno, visto che siamo un gran bel gruppo, di riuscire a raggiungere i traguardi più importanti, perché sono quelli che ci consentono di crescere ancora. Senti, c'è un po' di simboli in questo 2011. Allora, il Giro Italia partirà da Torino, dove sei nato. Il campionato italiano è a Palermo, dove hai vissuto tanti anni per venire in Toscana. Ecco, non è queste due cose, a volte tu dici sono segni del destino, tu non ci pensi a queste cose? No, ci credo, sicuramente è strano, è curioso per me, a volte è anche bello pensare che sia un segno del destino. Partiamo da Torino, dove sono nato, toccheremo la mia Sicilia, perché sono un siciliano, passeremo per la Toscana, vivo in Toscana da anni, quindi... E poi i campionati italiani? Sì, poi campionati italiani in Sicilia, anche se dalle parti di Catania non sarò in terra nemica sicuramente, però sono tutte cose che mi fanno piacere e che mi danno ancora più stimolo. Ecco, si diceva del Giro Italia sempre durante la presentazione, cioè allora, prime 9 tappe abbastanza interlocutorie, poi si arriva in Sicilia, l'Etna e così via. Ecco, prima scherzando tu hai anche detto, vabbè, tu pensi a vincere tappa, a indossare 2 o 3 volte la maglia rosa o qualche tuo compagno di squadra, però ecco, l'anno scorso abbiamo visto una fuga bidone, fra virgolette, per poco non cambiava tutta la storia del Giro Italia, ma si è visto che questo tipo di fughe, non chiamarlo bidone perché è dispregiativo, possono esistere, quindi come lo interpreterete tatticamente i primi 9 giorni del Giro Italia? Solo traguardi giornata o qualche trappola potresti provarla a tendere ai favoriti? Anche perché Luca è uno che gli piace mandarvi allo sbaraglio, all'attacco tante volte. Sicuramente siamo una squadra che corre sempre l'attacco, questo è vero, però forse quest'anno staremo un po' più buoni. Naturalmente proveremo a far vedere la nostra maglia nelle prime posizioni del gruppo, perché essere già stati invitati per noi è molto importante, dobbiamo ripagare in qualche modo Zomegnan per questo grande piacere. Poi le occasioni di cui parli te, quelle vengono da sole, se avrò la fortuna di avercela un'altra volta quest'anno, visto che nel 2008 ho indossato per 8 giorni la maglia, chissà. Niente è impossibile, anche se sono realista, e penso che per adesso è meglio concentrarsi su un altro tipo di vittorie. Ultima cosa, mondiali, Danimarca, un finale dicono facilissimo, però poi c'è il finale in salita, in leggera salita dice l'arrivo, quindi anche lì non è che tutto sommato non ti stuzzica un po' questo traguardo.
Sì, mondiale è facilissimo a parole, ma i mondiali sono tutti difficilissimi. Sarà difficile per Bettini costruire la nazionale, ha tanti corridori a sua disposizione, quindi penso che in tutto l'anno deciderà piano piano quello che sarà il da farsi. Sicuramente, secondo me, come la vedo io, non sarà facile controllare un mondiale di questo tipo, anche se può sembrare un mondiale per velocisti. E io impegnerò tutto l'anno, sono anche un corridore abbastanza veloce, quindi Conti d'esserci? conto d'esserci. Sicuramente spero di non essere tralasciato da subito, perché non penso che sia questa la cosa giusta. Sono un corridore abbastanza veloce, posso essere scomodo anche qualche fuga, però ti ripeto, non sono io a fare la nazionale. In base a quello che deciderà Bettini e al modo in cui deciderà di impostare la nazionale, tutto verrà di conseguenza e sicuramente non me la prenderò se non farò parte della rosa. Allora, siamo con i due ciclisti più giovani del team Fandesavini, Neri Sottoli versione 2011. Elia Favilli, livornese, e Andrea Guardini, veronese, atleta, tutti e due hanno 20 anni e insieme non arrivano nemmeno all'età di Andrea Noè, però non glielo diciamo, sennò poi Poraccio si suicida, perché prima l'abbiamo visto un po' abbacchiato alla presentazione, a forza di ricordargli che era più vecchio. Ecco, voi due siete considerati un po' coloro che possono costituire, non dico subito, ma nell'arco di 2 anni, un po' il ricambio dei leader forse di questa squadra. Cominciamo con Elia. Allora Favilli, tu ti senti responsabilizzato? Luca Cinto ci ha detto che si aspetta da te già qualcosa dal Giro della Malesia. Ma sai, Luca parte sempre con grandi aspettative. Io da quest'anno non mi aspetto niente di particolare, ma in squadra abbiamo tanti vecchi da cui abbiamo veramente tanto da imparare. Però a Malesia ci vai a fare il turista, no? No, certamente no. La condizione è già abbastanza buona, speriamo di fare abbastanza bene. Invece Andrea Guardini si è appena pronunciato. Luca ha detto sarei un piccolo Cavendish. Mamma mia, queste cose ti responsabilizzano. Sì, diciamo che le parole di Luca sono molto importanti, mi responsabilizzano, mi danno un sottile peso psicologico, però non è quello che mi spaventa. Sicuramente cercheremo di fare già dei buoni risultati in Malesia e poi soprattutto saranno sicuramente 2 anni questi per imparare tanto da gente come Andrea Noè e gli altri nostri corridori di grande esperienza che potranno darci molto. Che tipo di corridore è Elia Favilli? Ormai sono diversi anni che corri, sei professionista, avrai capito le sue caratteristiche. Ma diciamo che mi difendo un po' su tutti i terreni e diciamo che sono uno scattista. Scattista, un paragone, un corridore, chi potrebbe essere? Ma spero un giorno di poter diventare anche la metà di Visconti. La metà di Visconti. Te invece, ecco, siamo se non sbaglio chiaramente, sul novero dei velocisti puri. Sì, sicuramente mi reputo un velocista puro, purtroppo ora come ora non mi difendo tanto bene in salita, infatti già solo il paragone con Cavendish è molto importante e avrò ancora tanto da imparare per diventare anche la metà di lui. Sì, però io dico questo, io ne ho visti anche io, comincio ad avere un po' una certa età, ho visti tanti corridori, a volte c'è chi ha voluto migliorare in salita poi ha perso lo smalto in volata, bisogna stare molto attenti a questa cosa qui e poi non vinciamo più in volata, quindi bisogna saper dosare i miglioramenti. Cavendish comunque anche lui quando passò era un pistard, lo staccava sui cavalcavia, poi abbiamo visto ha vinto la Sanremo. Sì, sicuramente è una linea sottile dove non bisogna cadere né da una parte né da un'altra, bisogna cercare di essere completi e scavalcare le salite, però poi di arrivare in volata e avere la certezza di vincere. Ultima cosa invece Elia Visconti, tu hai citato Elia Visconti perché un lapsus freudiano, che praticamente uno dice vorrei diventare la metà di Visconti, però tu sei livornese, c'è un certo Paolo Bettini che anche lui a livelli ancora superiori, però le tue caratteristiche un pochino ricordano anche Paolo, perché tu sì, non è che prediligi grandi salite, però ti difendi sugli strappi anche abbastanza duri e poi vince volate di gruppetti ristretti. Sì, Paolo penso che sia quasi una cosa impossibile anche solo da nominare, perché è stato veramente unico in tutto quello che ha fatto. Per me è sempre stato un idolo e... Ma gli idoli si imitano, speriamo, per ora non mi metto pressioni perché so che è davvero difficile fare questo lavoro,
e sono qui per imparare e speriamo di far bene, dai. Sono con un atleta che veramente non posso presentare perché tanto si presenta da solo, è Andrea Noè. Oggi alla presentazione ne ha passati tutti i colori perché non ti dico che ti hanno dipinto come Matusalemme, ma siamo lì praticamente. Tutte le volte si citava qualcuno, saltava fuori che compivi 42 anni, lo possiamo dire? Sì, ormai. Non ti vergogni? No, non mi vergogno, anzi è orgoglio per me, c'è gente che ha 20 anni meno, però in bici deve ancora soffrire per staccarmi. No, prima di te ho intervistato 2 ragazzi che insieme non arrivano alla tua età, quindi che effetto ti fa a parte di tutti gli scherzi? Ma se ci pensi è strano perché io inizio la 19ª stagione, sono tanti, però sono convinto che finché mi diverto andrà sicuramente bene. Senti, tu ti sei prefissato di fare il tuo 16° Giro d'Italia e poi di dire basta, punto, come direbbe Luca Scinto, ma è un punto tassativo o dipende? Perché se dovessi sentirti e fare qualcosa di buono? No, è un punto tassativo, 19 anni sono tanti, forse troppi, ed è giusto terminare la carriera. Io ho scelto il Giro d'Italia anche perché ne ho fatti 15, il Giro d'Italia è la corsa che mi ha dato di più, ne ho vinti 2, uno con Rominger e uno con... Il giorno più bello? Ma di giorni belli ce ne sono tanti, però il più bello sicuramente è mettere la maglia rosa a 37 anni e adesso sono il più vecchio nella storia del Giro averla indossata. Quindi arrivare a Milano il 29 maggio, che è il compleanno di mia moglie, e a casa mia a Milano è il massimo. Quindi per te l'apoteosi è quella. Telegraficamente tu te ne intendi di raduni di inizio stagione, ne hai fatti tantissimi. Com'è l'atmosfera che si respira qui con la team Farnese Vini Neri Sottoli? Ma questa è un'ottima atmosfera anche perché è una squadra più familiare di quelle in cui ci sono stato. Sempre state squadre grosse, i corridori sono tanti, fanno più che un gruppo unico dei gruppetti. Qua alla fine la maggior parte vengono dal vivaio di Scinto Citraca dilettanti. Si è cercato con i nuovi entrati con me di amalgamare già quello che c'era e penso che è uscito un ottimo risultato. Proprio ti dico 3 nomi, non voglio fare preferenze, però da quello che hai visto negli allenamenti tutti, che secondo te 3 ragazzi che secondo te potresti puntarci qualcosa per un avvenire buono? Ma uno ormai non è più grandicello, però sicuramente farà parlare molto di sé, che è il Sienkiewicz. Al Giro d'Italia sarà sicuramente una grossa sorpresa. Ho corso quando era con me alla Mappei giovani e già aveva grosse doti. Giovani ne abbiamo 2, Favilli che ha parlato prima, che ha 20 anni meno di me. Invidioso? È invidioso, però se penso a tutta la fatica che deve fare mi stanno bene i miei 42 anni. Comunque è un ottimo ragazzo, impara in presto, è sveglio, e anche l'abruzzese Rabottini qualcosa se la fa fare. Parola di Andrea Noè. Oscar Gatto è stato lodato e incitato da parecchie persone con questa presentazione. Ti senti un po' responsabilizzato, Oscar? Sì, diciamo che quest'anno ho una bella responsabilità. Comunque dai, è anche giusto, ormai per me inizia il 5° anno di professionismo, quindi sarebbe ora, dopo tante aspettative, insomma, che tirassi fuori tutte le mie qualità che sono convinto di avere e di ricambiare comunque quello che mi sta dando quest'anno la Farnese, gli anni scorsi la ISD, ma diciamo Scinto e Citraca. Ecco, quindi tu potrai, ha detto Scinto, che potrai godere di maggiore libertà di azione e dopo sta a te. Tu ti senti un po', come ha detto Scinto, capace di poter vincere qualsiasi corsa? Ma io penso di sì, perché no, oddio, classiche, bisogna andare piano, però diciamo che da dilettante, comunque dalle categorie inferiori, ho sempre vinto corse anche impegnative, quindi dopo ho sempre visto che comunque chi vinceva dopo in qualche maniera ha sempre vinto anche da professionista, e quindi io penso di poterlo fare anch'io. Luca crede tanto in me e ripeto, io spero quest'anno di ricambiare tutte le sue aspettative
e spero di fare una grandissima stagione. Patrick Sinkevics è una grande speranza nei sogni di Luca Scinto per il Giro d'Italia. Tu sei d'accordo? Ma sì, perché è il mio primo Giro d'Italia mai fatto. No, ho fatto sempre il Tour de France e la Vuelta, però sono molto motivato, è chiaro, e poi come sempre dal mio massimo e poi cosa arriva arriva. Tu però sei adatto alle gare a tappe, sei un passista scalatore. E poi io mi ricordo da dilettante quando hai vinto il Giro delle Regioni, mi ricordo una tappa durissima, doganaccia, che c'ero anch'io, che vinse Gasparre e tu prendesti la maglia di leader al Giro delle Regioni e lì capì che forse Patrick Sinkevics poteva diventare un ottimo corridore per le gare a tappe. Poi hai buttato via qualche anno. Sì, però questo ho passato, poi adesso ho fatto 30 anni, sono età giusto per fare anche un buon risultato sulle grandi giri, quindi speriamo bene. Qual è il tuo obiettivo numero uno per il 2011? Solo Giro d'Italia? Per la prima parte della stagione sì, perché il Giro è il maggio, quindi obiettivo numero uno, però dopo ci sono anche le belle gare e il mio naturale è andare forte anche fino all'anno. Agosto-settembre sono le mesi che vado naturalmente più forte in primavera. Senti, lo sanno tutti che i tedeschi amano molto la Toscana, no? come turismo. Tu uguale, penso ti trovi bene San Baronto, Toscana, non solo dal punto di vista sportivo? No, come zona bello, anche in Germania molto famoso, quindi sono molto contento, si mangia bene, si sta bene, si allena bene, una bella zona per fare lavoro. San Baronto? No, non abito là, però sono tante volte anche lì a Lamporecchio, mi alleno con la squadra, si sta bene. Ultima cosa, tu quanti anni ancora vuoi correre prima di finire come professionista? Quale sarebbe la vittoria che tu sogni di poter fare? Ma le vittorie sono sempre belle. Una gara che ti piace? No, mi piacciono anche le classiche, però vincere è sempre bello e poi dipende anche dalla giornata. Non voglio dire questa è la gara che è sopra altre gare, dipende sempre dalla giornata. Luca Scinto, ti abbiamo visto molto determinato alla presentazione di questa Farnese Vini Neri Sottoli versione 2011. Io ho detto al tuo presidente, al sponsor Giuliano Baronti, ormai che non ha bisogno di presentazioni, che secondo me questa è la formazione più forte che abbiate mai messo insieme. Sei d'accordo? Professionista? Ma sai, ogni anno quando da 3 anni a questa parte, da quando ci mettiamo, ripeto, come ho fatto i complimenti ad Angelo, lui fa il team manager, ma fa il team manager con un budget ridotto e dare un'immagine così e andare a prendere i corridori non è facile, lui è molto bravo, io ne sono a ruota, posso dirti, ero determinato. Quando è che non sono determinato io? Il mio lavoro lo amo talmente tanto che ho voglia di fare, ho grinta, motivazione al massimo e voglio sempre ottenere il massimo, sia dai miei corridori sia per me stesso. Lo sappiamo Luca, però ecco, c'è anche da dire che, e non è per lodarvi, però se guardiamo un po' la forza delle varie squadre Pro Tour, Professional, voi stareste benissimo fra le Pro Tour perché ci sono poche che possono avere un parco atletico come quello che avete voi, sia per esperienza come giovani anche come atleti già affermati. Ma sai, Pro Tour lo dice solamente il nome ma non il fatto. Più volte abbiamo dimostrato in certe gare di prendere la corsa in mano noi, abbiamo dimostrato di imponere certe regole in corsa quando c'era anche delle squadre Pro Tour molto importanti. A noi non ci fa paura il nome Pro Tour. Purtroppo il Pro Tour ha un budget e noi abbiamo un budget inferiore, però sai, è inutile, ora c'è il regolamento anche del punteggio. Possiamo fare un monte di punti, poi arrivano all'ultimo, cambiano un'altra volta il regolamento. Andiamo una casta, via, una casta. Sì, andiamo avanti a testa bassa sperando che un po' di fortuna, che Giovanni, Gatto, Sinkevics
perché questa... No, scusa Luca, a proposito degli atleti, volevo dirti, per entrare in un altro discorso, perché sennò dovrebbe diventare un discorso molto lungo, Giovanni, ormai ne abbiamo parlato, abbiamo intervistato, non c'è bisogno, però di quelli atleti che quest'anno ti trovi a dover amministrare, su chi riponi maggiori speranze? Perché c'è questo Gatto che sta venendo su molto bene, poi ci avete anche dei giovani molto interessanti. Allora, ripeto, la squadra è impostata su Visconti ed è giusto, l'abbiamo anche rammentato troppo, ma gli altri sono coscienti e molto intelligenti, che capiscono anche il valore della squadra. Ho dei corridori che la squadra non è quest'anno Visconti dipendente, è una squadra che ogni cosa si può giocare le nostre carte. Gatto, anche lui ha delle grosse possibilità, è un grosso corridore, deve anche lui dimostrarlo. Sienkiewicz non ha bisogno di presentazione, è un corridore che potrebbe essere anche la sorpresa lui del 2011. Failli per me è un grosso corridore, non Favilli, Failli, anche Favilli, ma è giovane ancora, e anzi attenzione a Favilli che in Malesia potrà regalarci qualche soddisfazione perché sta andando forte. E Failli per me mi piace come corridore, ho molta fiducia in lui, ma molta, perché non è un corridore che si deve limitare a essere l'ultimo uomo di Visconti o di Gatto, è uno che potrebbe anche ritagliarsi qualche vittoria importante. I primi 9 giorni di Giro d'Italia saranno i vostri campionati del mondo, tutti i giorni saranno un campionato del mondo per voi, prometti battaglie? Ma intanto pensiamo ad arrivare al Giro d'Italia, intanto spero di essere invitato di vincere un'altra corsa importante, avere l'invito all'eroica Tirreno Adriatico e Sanremo, e credo che sia la cosa più importante. Andiamo in Qatar e Oman, dove l'ASO ci ha invitato, e quello è un altro passetto in più, perché quando l'ASO ti invita a una corsa comincia a entrare nel loro giro e anche lì devi dimostrare qualcosa. Stiamo mettendo delle pietre molto importanti sul nostro futuro e speriamo, ripeto, che vada tutto bene, di avere salute con i corridori, fortuna, però la fortuna bisogna andarla a cercare, se non si va a cercare non si ottiene senz'altro. Angelo Ciclacca, prima l'ultima domanda che ho fatto a Giuliano Baronti, appunto lo sai che persone conosci benissimo, con cui ho lavorato mai da tanto tempo, è stata quella: se 6 mesi fa avreste pensato poi di trovarvi oggi in questa situazione con un grosso squadrone fra le mani e ancora con Giovanni Visconti, ti ricordi a cosa mi riferisco? Sì, sai, 6 mesi fa c'era tanta incertezza, forse anche un po' di delusione, perché venivano delle notizie che magari Visconti non potesse più correre con noi, però c'era sempre un po' di speranza che potesse rimanere. Poi è stato fatto un grosso lavoro per tenerlo, di conseguenza tutti gli sponsor si sono impegnati e è andato tutto a buon fine. Poi la squadra è stata anche rinforzata in maniera notevole. Ecco, sempre la presentazione qui a Ortona, qui appunto in provincia di Chieti, al Teatro Vittoria. È stato detto da molti addetti ai lavori, giornalisti, anche colleghi, che più che una squadra professional sembra una squadra pro tour la vostra. Cioè, ora non volevo fare troppo i trionfalisti, però diciamo che guardando i corridori, guardando il valore degli atleti, ci sono forse poche squadre pro tour che possono vantare un livello qualitativo come la vostra. Sì, è una squadra qualitativamente molto alta, con dei buoni corridori, magari ci può mancare proprio il grosso corridore da corsa a tappe, anche se poi c'è il Sienkiewicz, potrebbe fare buona classifica al Giro d'Italia. È una buona squadra, un buon gruppo, sicuramente la prima attività che farà la squadra sarà fortissima, magari per la seconda attività non tanto, però come prima attività è molto forte, segno che è stato fatto un buon lavoro sul mercato, perché poi delle volte anche con meno soldi si riesce a mettere insieme delle sinergie di lavoro per portare a casa dei corridori spendendo meno. Ecco, qual è il tuo personale obiettivo di massima per il 2011? C'è una gara, un qualcosa che vorresti dire, raggiungendo questo potrei dichiararmi soddisfatto? No, sicuramente il primo obiettivo è vincere una tappa al Giro d'Italia e quello lì, però con una tappa e basta, con la squadra che abbiamo non ci possiamo accontentare. Secondo me dobbiamo cercare di vincere una o due tappe al Giro d'Italia e poi ripuntare a vincere almeno il campionato italiano.
Francesco Pelosi, addetto stampa del team Farnese Vini Neri Sottoli. Ecco, abbiamo parlato un po' con i corridori, sponsor e così via, non siamo riusciti a parlare con la ditta Pagliaroli. Probabilmente vorremmo che tu ci dicessi, appunto, oltre agli altri partner che abbiamo già intervistato, due parole su questo marchio che è vicino a voi. Sì, la Pagliaroli Vetri è un'azienda di Latina che sotto consiglio di Giuliano Baronti e dopo aver conosciuto Angelo Citracca e Luca Scinto ha scelto di investire nel ciclismo grazie alla grande passione di Franco, ma anche dei figli Elvira e Umberto, che stanno sempre più seguendo la squadra in maniera attiva. Pagliaroli Vetri commercializza vasi e capsule per la grande distribuzione ed è un'azienda anch'essa che sta crescendo nonostante il momento di difficoltà. Ha sposato il ciclismo, ha sposato il nostro progetto, dal 2009 fra i professionisti, ha già fatto 2 anni, questo è il terzo, e ci ha promesso di intensificare e incrementare la propria presenza anche alle corse, perché si è resa conto della forza e del veicolo promo pubblicitario che il ciclismo può rappresentare anche per il loro mercato. Telegraficamente, che voto dai alla vostra squadra versione 2011, da 1 a 10? Io gli do sicuramente un 8,5. No, non di più, perché si può sempre migliorare, stiamo tutti crescendo, dalle professionalità interne al capitolato tecnico, diciamo, quindi al livello agonistico dei nostri atleti. Di sicuro ogni anno abbiamo fatto un passo in avanti, la crescita è sempre stata sia nel numero di vittorie che nella qualità e anche nel profilo tecnico dei nostri corridori medi. Stanno tutti migliorando, sia quelli che sono rimasti perché invecchiando migliorano come il vino buono, sia quelli nuovi arrivati. Abbiamo avuto qualche perdita dolorosa che abbiamo rimpiazzato con altri corridori di altrettanto valore, dunque posso dire 8,5, non 10, perché saremmo la miglior squadra al mondo. Come Fellini 8,5. Siamo con il signor Valentino Sciotti, uno dei soci della Farnese Vini, anche direttore commerciale, che però ha anche, io direi, una grossa passione verso il ciclismo, perché poi abbiamo visto la presentazione, anche suo figlio gareggia in bici, e anche lei, se non sbaglio, ha gareggiato in bici. Quello non è l'aspetto che è più gradito, però niente, no, il ciclismo mi è sempre piaciuto, l'ho fatto da ragazzino, ho sempre sognato di poter arrivare al professionismo, non ci sono arrivato come ciclista, e proprio perché la vita ti dà sempre nuove opportunità, poi ci sono arrivato dopo tanti anni come imprenditore e devo dire che la soddisfazione è comunque grande. Io devo dire la cosa, ho visto marchio Farnese Vini, ho sentito sempre la presentazione, è conosciuto anche a livello italiano, anche a livello internazionale, però diciamo col ciclismo in questi ultimi anni ha avuto una grossa autorità anche grazie alle vittorie, e questo passo ulteriore avete fatto con l'ex team ISD Neri, penso lo consideriate importante. Non importante, è importantissimo. Io penso che per noi questo sia il punto d'arrivo, non è una tappa intermedia, ma con orgoglio dico che è un punto d'arrivo, perché è un bellissimo team, ci sono delle persone meravigliose, i ragazzi rispecchiano anche il nostro spirito, un team che va sul mondo del ciclismo, va a affrontare una stagione per stupire, e secondo me abbiamo ragazzi che possono veramente stupire ed essere la sorpresa dell'annata. A parte il discorso sportivo, però da direttore commerciale, un po' i numeri della vostra azienda, la vostra crescita, i vostri mercati. Guardi, è interessante vedere come siamo entrati nel ciclismo. Noi fine 2008 si cominciava a vedere che arrivava una grande crisi sul mercato mondiale, economico, finanziario. Bisognava decidere come affrontare questa crisi, si potevano tagliare le spese, si potevano tagliare i prezzi, si poteva investire di più. Abbiamo preso sta scommessa, abbiamo investito di più, abbiamo scelto il ciclismo come veicolo per farci conoscere, e devo dire che dopo solo 2 anni di investimento abbiamo avuto una splendida crescita commerciale, una splendida crescita di notorietà di marchio. Noi siamo molto soddisfatti del ciclismo come veicolo pubblicitario. Io personalmente da giornalista ho diviso in 3 categorie gli sponsor. Ci sono gli sponsor appassionati, cioè quelli che lo fanno per passione, quelli opportunisti che al limite a volte lo fanno per opportunismo fiscale e così via, quelli rapaci che lo fanno per entrambe le cose però vogliono vincere a tutti i costi. Voi penso che forse partite da quelli proprio appassionati, posso dire, se non sbaglio. Forse siamo alla 4ª categoria, abbiamo le prime 2 categorie, però per noi non è importante vincere per forza, per noi è importante vincere bene. E il messaggio che abbiamo sempre trasmesso ai ragazzi
ci piace vincere, ma solo se vinciamo bene, diversamente ci piace perdere. Quindi si intende nelle regole. Esatto, nel rispetto delle regole, ma non mi riferisco solo all'odioso fenomeno del doping, anche a un comportamento in mezzo al gruppo che ci distingua. Concorda che il ciclismo è lo sport più bello del mondo? Fuori dubbio, diversamente non saremmo qui oggi. Siamo con Giuliano Baronti, sponsor sì, ma anche grande passionista, si può dire, di ciclismo, perché ormai sono tantissimi anni che sponsorizza le squadre ciclistiche. Ecco, io mi vorrei dire, Giuliano, da quello che si è visto, presentazione, valore dei ragazzi, si può affermare che la Farnese Vini Neri Sottoli 2011 è la tua formazione ciclista più forte di sempre? Sì, prima di tutto buonasera a tutti. Credo che quest'anno come 2011 la nostra formazione sia una formazione, credo, a alti livelli, perché sia corridori giovani, è una squadra giovane dove ci sono ragazzi che hanno corso nel nostro vivaio 2007-2008 e ci sono l'ultimo, diciamo, arrivato Guardini, e poi abbiamo un paio di corridori, diciamo, vecchi, che dovrebbero fare la scuola a questi giovani, ma ritengo che sia una squadra compatta, una squadra piena di tanta volontà e che si debba avere dei grossi risultati. Ecco, nella presentazione Scinto, Citrac sono detti ottimisti, perché poi sono dei traguardi che sono veramente stimolanti. Uno, vabbè, il Giro d'Italia parte da Torino, dove è nato Giovanni Visconti, poi vanno giù in Sicilia, sempre il paese, in posti, diciamo, che conosce molto bene Visconti, e c'è spazio anche per cercare di puntare a conquistare nuovamente quella maglia rosa che diede 3 anni fa la notorietà a Visconti proprio al Giro d'Italia. Ma io credo che nelle prime 9 tappe del Giro d'Italia noi possiamo, con un po' di fortuna, investire anche la maglia rosa. Me lo voglio augurare sia per me come sponsor, come per tutti gli altri sponsor, per i corritori, per tutti coloro che magari lavorano con questa squadra, perché c'è tanto personale e sarebbero delle soddisfazioni immense un po' per tutti, ecco. Poi si tornerà in Sicilia per i campionati italiani, altro segno forse del destino, perché Giovanni correrà quasi in casa. Ma speriamo, perché Giovanni è abituato alle maglie, non è che sia uno che ha vinto il campionato italiano. Giovanni ha vinto il campionato italiano dilettanti, europeo da dilettante, poi ha fatto 2007 campionato italiano professionisti, e 2008 è arrivato secondo e 2010 ha rivinto. Ora salvo vero se non ho sbagliato una data, ma comunque il 2010 ha rivinto. Io mi auguro che il 2011, essendo in terra sua, dovrebbe correre anche in casa, con tutto il brio degli sportivi siciliani e il calore nostro, possa indossare questa bellissima maglia che per 12 mesi è una bella soddisfazione. Ecco, poi c'è da dire che nella squadra abbiamo già detto di Guardini, un giovane molto interessante, un nuovo Cavendish, ha detto Luca Scinto alla presentazione, però non dimentichiamo 2 atleti che potrebbero esplodere come Oscar Gatto e come Patrick Sinkiewicz, sotto la regia esperta del decano che è Andrea Noè. Sì, appunto, sotto la regia di Noè potrebbe essere Sinkiewicz, potrebbe essere De Negri, potrebbe essere Favilli, potrebbe essere diciamo Gatto, ma sono tutti corridori che questi qui sono 6-7 corridori che noi quest'anno puntiamo sulle grandi corse, perché non gli manca né testa né gambe. Ecco, ultima domanda, più che da sponsor, da grande innamorato del ciclismo e tifoso anche di Visconti e tutto, dopo 6 mesi fa, ti ricordi, ci fu un momento di grande amarezza, di grande tensione, e oggi siamo qui a celebrare uno squadrone veramente. L'avresti immaginato 6 mesi fa, col senno di poi, di essere qui oggi ancora con Giovanni e con questa grande squadra? No, quando abbiamo parlato 6 mesi fa non avevo più stimoli per poter andare avanti. È successo che c'è stato un ribaltone, e questo ribaltone ha portato questa grossa società sia di sponsor che sia di atleti, ed oggi ci dà grosse soddisfazioni. Questa è una soddisfazione immensa di aver fatto una presentazione sia nel teatro, dove circa 500 posti e la gente non c'entrava, e già questo è un risultato. Poi in questo bellissimo, diciamo, regia qui, che è qualcosa di stupendo. Io però voglio dire una cosa ai miei ragazzi: dobbiamo onorare questa maglia che portano, però va onorata in merito e deve essere onorata, diciamo, senza fare la lotta col doping. Noi non vogliamo problemi, vogliamo vincere, ma vogliamo vincere con le gambe.
Penso che il vento stia cambiando e che molti ragazzi anche di altre squadre abbiano capito qual è la giusta direzione. Ma me lo voglio augurare per il bene del ciclismo mondiale. Siamo con Elio Battistoni, direttore della Cecchi Logistica, società Corriere di Prato, che a quel che ho visto anche la presentazione è una società che guarda con piacere, con simpatia al ciclismo, però diciamo, è nuova, se vogliamo, questo tipo di sponsorizzazione. Sì, ha avuto delle esperienze in passato a livello amatoriale, però diciamo che quest'anno, visto anche i nostri risultati molto positivi di crescita negli ultimi anni e all'amicizia ci lega con la famiglia Paronti, abbiamo deciso di entrare nel ciclismo professionistico. Abbiamo fatto questo investimento a livello di sponsor per noi molto importante e crediamo in questa squadra che ci sembra assolutamente vincente, come anche la squadra del Corriere dei Cecchi, perché anche noi bene o male nel nostro lavoro riusciamo a essere vincenti e determinanti per i nostri clienti. Di conseguenza è questa sfida che abbiamo fatto per il primo anno, spero la faremo anche nei prossimi anni, perché sicuramente poi c'è il nostro presidente Maurizio Paggetti che è molto amante del ciclismo e di conseguenza una volta iniziato credo non sarà facile terminare la nostra esperienza di ciclismo. Ecco, come le sembra l'atmosfera qui alla presentazione qui a Ortona? È stata una cerimonia molto bella, ho visto molte autorità presenti interessate al ciclismo e all'evento, abbiamo avuto gli auguri di moltissime persone, personalità anche di un vescovo, di conseguenza non potrà essere che un anno pieno di successi e spirituale in tutti i sensi, insomma. Ecco, ma lei personalmente si interessa di ciclismo? No, io sinceramente sì, vedo... Visconti lo conosce? Sì, Visconti lo conosco, lo sono stato anche l'anno scorso al festeggiamento della sua vittoria e di conseguenza lo conosco da diverso tempo, faccio il tifo assolutamente per lui. Io purtroppo non posso fare ciclismo. Invece serve. Piano piano vedremo se riusciremo a farlo. Quindi servirà non solo dal punto di vista di sponsor ma anche dal punto di vista di salute fisica. Assolutamente sì. È una squadra molto forte questa e sono sicuro che avremo dei successi importanti. Tiziano Innocenti è fra gli sponsor più affezionati del team Farnese Vini Neri Sottoli, appunto anche per il 2011 un impegno confermato dopo la grande gioia del 2010. A cosa si punta, Tiziano, per quest'anno? Nuovamente tricolore, come ha detto Giovanni, come ha detto Scinto, o anche a provare a far indossare nuovamente a alcuni vostri ragazzi la maglia rosa Giro Italia? Ma indossare la maglia rosa per uno dei nostri atleti del Giro d'Italia sarebbe veramente il top, però indossare un'altra volta una maglia da campione italiano, questo è più importante secondo me, perché come tante volte ha detto il nostro direttore sportivo Luca Scinto, una maglia si porta tutto l'anno e secondo me una maglia tricolore è molto importante per un nostro atleta, perché l'atleta la mette in visione per tutto l'anno, però anche per noi sponsor è molto importante avere un tricolore addosso. Un momento economico non è dei più facili, però la passione prevale a volte anche sulla ragione, quindi l'impegno vostro del marchio Oma è sempre garantito. Diciamo che la passione per il ciclismo è tantissimo, come tante volte ho detto, perché io oltre ad essere sponsor mi piace anche andare sulle strade e avere quando posso, non tutte le domeniche, perché l'impegno del lavoro a volte mi frena un po' anche per andare a vedere certe corse, però appena è possibile io vado, perché con questi ragazzi e con questi nostri atleti mi piace andare a vedere tutte le domeniche i risultati che fanno. Via. Sponsor e tifoso. Sì, sponsor e tantissimo tifoso, perché anche quest'anno abbiamo una squadra molto rinforzata, non abbiamo più atleti ucraini perché lo sponsor ISD è andato in un altro team, però io sono molto contento perché con i nostri atleti giovani e meno giovani credo che la squadra quest'anno si sia molto rinforzata. Questo è tutto qui da Ortona, dove al Teatro Vittoria si è svolta la presentazione della formazione ciclistica della Farnese Vini Neri Sottoli, quindi a tutti un bocca al lupo per una stagione 2011 ricca di soddisfazioni.